tutti, sebbene agattatos a storias, o vamos a questionare de riballius e vamos a considerare non da sala de esas regulas e de esa produzione, ma pompiandolo da sala de esa psicologia. E lo facciamo grazie a Damiana Culeidu, psicologa del Riballo e delle organizzazioni sociali. Grazie a Damiana per essere qui con noi. Grazie a voi per aver invitato. Damiana, innanzi di entrare in questo conto, cerchiamo di questionare un po' della vita tua. Chi è se vuoi essere nascita, vuoi essere studiato, e t'ha fatto? Tanto io sono de Bono, che è una ida in provincia di Tattari, però siamo più a corso a Nuoro. Infatti sono nascita a Nuoro, da Bono andiamo sempre in questa zona per tutte queste cose. Sono cresciuta in Bono e ho poi studiato in Bono, che ho fatto sul liceo scientifico in Bidda, e poi in su 97 sono valata a Casteddu per studiare psicologia. Tengo 42 anni, sono 43 namus e a poco lato la maggior parte della vita mia può tornare in Casteddu, so più di 20 anni so in Oghe. E il talento stare della vicinanza in Bono, quanto è cambiata la tua? Ma su chi io m'ammento de Bono, chi tengo sempre in su coro, forse si pensa che fin tempo so un pochettino diverso da questo de como. Quindi sul fatto che potremmo vestire, giocare, senza tenere uno controllo, o meno che in tutto sai da chi ti controlla e tanto babbo e mamma si fidavano a finza a non fare giocare in si stradone, hanno che fare finza si stresiare a sa sola, andare a scuola a sa sola, una libertà di chi come ido, chi i sospiseddo so tenene meta più spagu, finza sca beh, una pigrizia, su babbo e sa mamma ormai lo sono abituato a che lo so accompagnare a scuola, andare avanti a Ianna, andare nell'orleare, mancare non si è proende, mancare non bisetta in purmalu, e tanto è cambiata un pochettino forse si sa a sa vita e sa abitudini di tutto canto, so, però è proprio gusto, sul fatto di mi tenere libera, di poter vestire in sa amica mia, ma finza da minoredda, proprio di giocare in si stradone che in su scumpanzedda, se sa scumpanzedda di su de ida, finza non solo a curza domo, namusu. Tu sei laureata in psicologia, come ti nasci da questa passione, questa idea di fare l'università di Casteddu e fare la psicologa? Io l'ho sempre dentro in su coro, in sa conca, di fare questa psicologa, non sono stata una di queste spiseddas che in idea diversa, babbo e mamma che anche di fare l'avvocato, ma non mi è stata una. Ho sempre chiesto di fare questa psicologa, forse sì che mi sono sempre appassionata a vincere delle materie umanistiche e tanto è una cosa che poi ho intendito sempre me da corso, poi sono stata sa amica, della sconfidenza, cosa che cercaia un amico. Su consolo. Da minoredda, e tanto forse si è apponnato, vabbè, a questo punto mi ha fatto pagare. Forse siete scompetiti loro. E come hai strivagliato? Quali sono stati i progetti più belli, i momenti più belli, e le cose più importanti che hai fatto in tutto questo anno di psicologa? Tanto io sono laureata a 20 anni e ho triballato, ho avuto la fortuna di triballare meta, di triballare in luoghi meta diversi. Mi sono occupata proprio in pur meta e mi occupo finza scomodo di formazione, di selezione di suo personale, ma finza di tutto questo che riguarda da la psicologia sociale, su triballo che so babbo, che so mamma, saprò cercare dello zazzuare a comprendere dei più su sorfizzo, su triballo che so spiseddo, sonamo su più mannetto, che in sa creatura non ho mai triballo
triballato. E poi ha potente sa fortuna un pachizzeddu un'ispecie di sfida per tanto tempo ha triballato e sono stata responsabile di una comunità di tossicodipendenza sia pro uomines che pro femminas, fido un triballo che non ho mai creduto di fare, l'udi mio, non tenivo il pensamento di poter essere in qualche modo capace di fare una cosa che è importante e che è emotivamente forte, e questo è stato il triballo più bello che ho fatto. È un triballo che non si può fare tutta la vita, che un anno di triballo in una comunità di tossicodipendente, secondo me, conta da Kimbe di un altro luogo. Uno triballo, un amor normale, si può narrare. E te ha lasciato questa esperienza di formazione, di triballo con persone che hanno problemi in mano? È una rochisa, la cosa più importante che mi ha lasciato è il fatto di abbassare la barra. Che me dar volta siamo stati non spiega di credere che queste cose succedono solamente a gente che arriva da famiglie disastrate o arrivata da quartieri, da zone magari disazitate che sono un pezzetto più problematico. È vero pure che in certe zone beste una percentuale più manna di uomini e di femmine che incominciano a fare uso di sostanze, ma narrare della zona mia è pro narrare un'altra sostanza che ne tenio meta in comunità è l'esarco. Sa gente che buffa, che mancare in sabidar nostra, pare di chi siete finza su un gioco, che siete una cosa che tanto è, dammi lei un pacchetto di cingomma, ma no, magari pacchetto di cingomma, buffa di mesa birra, e a volte non rendiamo conto che invece questa cosa... È una dipendenza. È certo, è proprio una dipendenza, è meda più pericolosa, che cerca di essere da un problema legato a sarcolo o tutta la vita ad attendere una tentazione, che pensa solo quando anda a si buffare un caffè in su bar o anda a si spesa o si accatta da manicare sa pizza pare che in qualche amico suo o qualche amica sua, beste questa cosa un paghizzetto di una reva, ma avete problema a bada per una mesa birra, e invece beste di stare meda attento a questa cosa, quindi quando naro abbassare sa barra che a borta siamo su pronto a pistizzare le male giornate. Poi la vita toma da tutto come tenere a mamma. questo è vero. Dai un anno oramai siamo accorrati quasi in domo e va come che ho fortuna, ho buona sorte di poter triballare in domo. Me da persone, me da babbo, me da mamma, me da zofanas. Questo anda bene o va qualche problema legato a questo smart working come namos? Tanto anda bene, finza pro gusto o pro qualcuno e pro qualcun altro non anda bene. Che bisogna triballos che si prestano dei brusu e triballos che si prestano in manco. Este commente uno tiene s'abitudine a triballare, per gente che tiene questa abitudinaria, che tiene bisogno ogni manzano di fare certe cose, di significare, di fare la doccia, a si preparare, si stire, per andare a triballo, stare con i suoi colleghi, tenere questo momento magari di si buffare su caffè parisi, tenere bisogno di sabadare in cara pro decidere una cosa, pro questionare di una cosa di triballo, magari non sono meta tecnologico, e altri invece che si smart working si agattano bene, e non che come meta gente crede i triballano più spago.
Este chi tenen namus su tempus de faghere cosas chi prima non tenian su tempus de faghere. Chi triballa da meda attesu, da nuesta, non le sa macchina può non le andare a sa traballo. macchina. In cui bisogna de faghere un'attenzione. Io costrizzo sempre di intendere però certe abitudini della vita. Tanto non triballare in pigiama. Non cambiare troppo l'orario in una di casa, si può stare un quarto d'ora in più a dormire, non è questo problema. Sul fatto che hanno è alterato tutto il ritmo della die e cadendo questo potete invece disorientare meda, invece ti in casa, ti va che sa doccia, ti estisi, ti fa che se ti pone come si tocca da come che tu per vestire da domo e ti pone a triballare ti fa che se sa pausa che non te lo deve fare magari ti le buffar su caffè vattene di una videochiamata che incarichi collega pro montare un pochizzetto sul ritmo e per gente chi vi la fa che e sa catta bene dipende sempre da suo tipo di triballo e da suo tipo di organizzazione della conca. Di come ti sposta la conca di donzone noi. Uno che triballia in domo, mi dà porta a tenere fisos, che come finza sul pizzino sono accordato sono in dad. Commente quanto è difficile a cercare di montare tutte queste cose sparisi. È più difficile sposare babbo, sposare mamma, in questa esperienza tu hai te servire solo babbo e sposare mamma, come te la sono vivendo questa situazione? Ascolta Giova, pensa a questa cosa del suo babbo e della sua mamma, andiamo che si pensiamo a sar famiglia, un pachetto come te la siamo sconnottar noi, a sos tempo nostro, se noi vividi più sa mamma che stai in fatto a sos piseddos, sicuramente per una mamma che triballa è più complicato. È vero pure che come bisogna mettere babbo che fanno queste cose in tre domo, che fanno queste cose per i figli, come sa mamma e tutto. Tanto questo è come è organizzata la vita familiare di questa famiglia. Sicuramente è un problema su desardomos che soprattutto in città sono minori e tanto ti intende quando si fa la videochiamata pro scuola mancare sa oche della mamma che fa bene che suo collega che si fa su smart working e tanto è complicato più da suo tipo di struttura e poi va è proprio su tempo su noi si la potremmo fare a nessire sa nord conca si la facciamo a aggiustare su tempo su della vita nostra comprendendo che non ha da essere mai pruso come prima. S'aziendas che hanno deciso di fare questo smart working sono pronte per questa nuova, che poi tu hai triballi a finza con aziendas, abbiamo come organizzazioni su triballi è scambiata, è mutata, è scambiante, come ti sono posta queste cose? Tanto beste magari come un pachetto più spago che ormai è un anno vi vedi meda confusione tra su telelavoro e su smart working e vi viene azienda che cercano de fare la stessa cosa che facciano in azienda della fare atteso che in questo orario che in questo tipo di organizzazione questo non è smart working su smart working che è che un babbo e una mamma che tengono su manzano su figlio in domo che sono fattendo in scuola che devono fare una cosa che magari si devono tenere sconto un babbo e una mamma anziana deve un po' destriballare a Sarduasa da Sarduasa a Sardeghe zero tanto questo
Este più complicato. Sas aziende medar borta non sono prontas, che teniamo medar borta noi pure come impresa, un'impostazione un pacchetto di controllo. Abbiamo questionato de questo problema manno su smart working, che è una cosa ona, ma chi tiene bisogno di essere accompagnato da altre cose. Secondo te, ite non manca, manca da fare attenzione a questi problemi di chi ribaglia d'atteso, dei piccini, delle famiglie, ite manca da come può cercare di fare che questa situazione, che è una situazione difficile, poi molta gente ha perduto fino a sul ribaglio. Si può tornare che abbiamo fatto un passo danati, non siamo stati manco in seguito in salutela e gente. Come te manca secondo te? Più psicologia, più attenzione a con che gente, te manca? Manca sicuramente meda formazione. Sa gente sia andiamo su imprenditore, su mere, ma finza chi è triballa si azzuato a comprendere finza che le possono essere queste cose che andano bene su smart working e queste cose invece che devono essere evitate, aggiustate, questo deve essere già un grande passo. Finza proprio de pensare a sa cultura del suo triballo in maniera diversa da come l'abbiamo pensato fino a come. A vero, da gente pensiamo su pubblico, basta che tu sei in cui che hai timbrato su cartellino e che renare schise striballende. Ma non è questa presenza, ma questa presenza può essere finza davanti, finza a un schermo, ma se tu poi non sei motivato, non sei azzuato a ti intendere parte di questa azienda, di questa organizzazione, di questa pubblica amministrazione, se non ti va che comprendere che tu magari sei in domo tua, sei importante però andare innanti e che da su piccolo tu dipende da su piccolo de so. E tanto cala da sa motivazione, finza sa chi ne tenia gana meta di triballare. Si perde di un vago. Si perde di un vago, che sa motivazione, sa gratificazione, non si intende narrare che siamo bravi, che siamo importanti. Non è solo usinari dando, no. Cioè, non è solo che è giusto pagare quanto si spetta da un triballio. Certo. Sa gratificazione, questo è importante, non è solo sui nari. No, non è solo usinari. Sa gente tiene bisogno di si intendere narrare che è stato bravo, che ha fatto questa cosa come ti si tocca, che è utile, che serve di suo triballo suo, e questo non va di stipendio che lo paga, non va di stipendio che lo paga, che ischimo su tutto canto, che su triballo è una parte che è importante della vita della gente, sia che non veste, che due cose su tempo in oesta si schidato, ma dar porta lo cosa più tripallente che non che in muzzere tua, che marito tuo, che in sorfiglio stuoso. E quando non lo tiene il suo tripallo, su pensamento di non tenere il suo tripallo, ti prende a sa conca. E tanto è una cosa troppo importante, che non è solo si stipendio è importante che serve pro le cose della vita e poi beste chiedere e finza sta gana di tenere un stipendio più umano, che chiede fare una vita più lussuosa, che in certe cose, ma non è mai chi si è pago, chi si è meda, è sempre è fondamentale di essere accompagnato da qualcuno che ti narra che su tripallo tu conta. Che ha fatto bene, che ha fatto come ti si tocca. Chi conta è proprio qualcuno, che non è una predetta in sabba. Damiana, io ti do grazie per questa vestizionata, questa intervista, che io penso che a sa fine so sconto, la cosa più importante è costruire sa salute e sa gente, sa salute e sa conca e sa gente e a vivere in un mondo nuovo
più tranquillo e chi ha più bisogno deve essere accompagnato. Ed io spero che tu possa tornare in noghe, quando eres, a questionare le altre cose e di tutti i passi indannati che abbiamo fatto. E non in dai sigus. Speriamo. Grazie ancora. Grazie a te Giovanni.